A seguito di un'attività ispettiva svolta con la Sovrintendenza di Venezia nell'agosto del 2024 abbiamo riscontrato delle irregolarità su 12 reperti archeologici detenuti da un privato in un palazzo storico di Venezia. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale li hanno trovati in un importante palazzo del centro storico veneziano. Questi antichi reperti archeologici non solo risalgono al IV secolo a.C., 2500 anni fa, ma sono anche di pregevole fattura e soprattutto arrivano probabilmente da scavi clandestini. Dopo la ricettazione da parte di soggetti rimasti ignoti, sono finiti a Venezia. In ogni caso, senza titoli di proprietà, il bene archeologico appartiene sempre allo Stato. Invito le persone che hanno dei dubbi o dice detengo un oggetto, non sono un esperto, non sono competente, vorrei un consulto, quindi potrei fare un'istanza alla sovrintendenza di zona e chiedere consiglio. Dirette dalla Procura di Venezia, le indagini si sono svolte con la collaborazione della soprintendenza. Provenienti probabilmente dalla Puglia, i reperti sono stati assegnati al Museo Archeologico di Vibo Valentia. Di questi 12 sicuramente il pezzo più importante è questo cratere a Mascheroni, a Pulo, databile più o meno al IV secolo, alto circa 1,50 m, una tipologia diciamo abbastanza nota, ma per decorazioni e per tipologia proprio delle scene figurate pare essere molto raro. L'importanza di questa figura sta appunto nel pregio di questo tipo di vaso, non solo nelle sue dimensioni ma anche proprio nell'apparato iconografico, un apparato iconografico molto ricercato, di altissimo livello artistico. I 12 oggetti recuperati sono entrati anche nella banca dati dei Carabinieri di tutela del patrimonio culturale, un immenso archivio composto da oltre 8 milioni di reperti, di cui se ne ricerca ancora 1,5 milioni. Grazie alle implementazioni tecnologiche, la banca dati consente un controllo del web che avviene anche in questo momento e ci riporta dei match positivi tra gli oggetti posti in vendita sul mercato online e ciò che noi abbiamo censito nella nostra banca dati. Questo è un primato nazionale, ma direi di più anche mondiale.